Sei stitico? Ti faccio entrare un po' nella mia routine quotidiana perché noi mettiamo in pratica tutto quello che vediamo, perché forse non ti hanno detto, ma ora lo sai che ti hanno detto che devi fare. Quindi quando vi svegliate la mattina, tazza d'acqua calda, un bicchiere di kefir, dovete cucinare nel mezzo i cereali che fanno bene ma non fanno benissimo, dovete mangiare le uova che fanno bene ma nel colesterolo, ma te ne puoi mangiare 40 uova al giorno perché non è vero che fanno aumentare il colesterolo, perché poi c'è il colesterolo quello buono che è con Batman e quello cattivo che è con Joker, capito? Quindi devi scegliere. Poi ti svegli, fai un po' di stretching e ti fanno un'ora e mezza di questo, fermo così, un'ora e mezza. Se poi riesci a alzarti dopo un'ora e mezza perché sei tutto incrucchiato, inizi a fare tutti queste cose, è la medicina cinese e nessuno ti ha detto. Quindi se fai così, ti si sblocca il naso. Dice, cazzo c'entra quel naso? Ma ci sono punti all'energia che passano e fanno e dicono. Sei stitico? Non riesci a cagare, fare così. 42 minuti, ragazzi. Tutto questo prima di andare al lavoro. Tu lavori alle 8 del mattino, no, ti svegli alle 1 di notte e cominci già alle 9, vai in giro per casa, fa così. E a mezz'ora ogni tanto metà lì e dici, ma è tutto scemo, tu che sei amore? Che stai facendo? Medicina cinese, nessuno te l'ha detto, ma se tocchi così ti cresce la pinna. Se avete la pinna piccola, toccatevi così. 42 minuti e diventa una minchia tanta, te lo giuro, assicurato, nessuno te l'ha detto perché sono tutte fagne è un po' nella concorrenza, già ce l'ho così, faccio così, ma è diventato così, è venuto così, freddi mia, se te lei si vergogna, nessuno te l'ha detto, ma su fagne, dove coi, brr.